Conte, le regole non sono saltate, non è il tempo della movida, altrimenti i contagi risalgono. Telefonata con Ursula von der Leyen, il piano per la ripresa sia all'altezza della sfida Covid. Linea più dura del Viminale, multe e controlli intensificati per evitare assembramenti. Oggi 161 nuove vittime, 0 decessi in 8 regioni, solo un caso positivo ogni 100 tamponi. Al Senato il ministro Bonafede supera il test dell'Aula, respinte le mozioni di sfiducia delle opposizioni. Renzi, serve giustizia, non giustizialismo, centrodestra vince mercato delle poltrone. 50 anni fa lo Statuto dei lavoratori, Mattarella, dalla dignità del lavoro dipende il futuro del paese. Al TG3 Luciana Castellina, voglia di cambiare sempre fondamentale. Alex uccise il padre violento per difendere la madre, la sua classe non lo lascia solo, siamo uniti perché aveva bisogno di noi. Il tribunale gli concede i domiciliari a casa di un compagno di banco. Credo nel futuro del cinema anche in questo momento difficile. Il regista Giorgio Diritti commenta così l'assegnazione al suo film dedicata a Ligabue del Nastro d'Argento. Buonasera dal TGT. Il Presidente del Consiglio Conte continua nei suoi colloqui in Europa sulle risorse per contrastare la crisi economica dovuta alla pandemia.